Un viaggio sentimentale che ha riportato indietro di almeno un secolo l'orologio della storia. Un viaggio lungo le vie dello zolfo per raccontare la fatica, il sudore e il lavoro nelle miniere. Un treno storico che, partito dalla stazione di Agrigento Bassa, ha attraversato le antiche stazioni ferroviarie della provincia come Aragona, Comitini, Casteltermini, dove un tempo era assai fiorente il commercio del minerale esportato in tutto il mondo. Un'iniziativa alla quale hanno partecipato centinaia di persone. È un percorso al quale crediamo molto perché le ferrovie, la strada dello zolfo, la strada degli scrittori, l'archeologia sono tutte componenti vitali del patrimonio culturale, devono fare sistema, camminare insieme per fare camminare più velocemente Agrigento. Se si mettono in sinergia tutte le risorse del territorio e le istituzioni, le associazioni interessate a valorizzarle, noi siamo certamente sicuri che questo esperimento porterà per il territorio tante novità e sicuramente una valorizzazione delle nostre bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, che potranno avere delle ricadute interessanti dal punto di vista economico, come del resto sta succedendo, è successo in altri paesi come in Svizzera, in Francia, in Austria, dove appunto le ricadute economiche sul territorio di questo tipo di iniziative hanno dato un successo notevole. È il frutto dell'intensa collaborazione che si è sviluppata con il Comune di Casteltermini, la Soprintendenza di Agrigento e noi come AIPAI, che è un'associazione nazionale che si occupa proprio del patrimonio archeologico industriale, crediamo fermamente che la sinergia fra i vari rami delle amministrazioni e le infrastrutture possa potenziare quel volano di sviluppo che è appunto il patrimonio culturale industriale della Sicilia. Questo itinerario ne è la prova, l'affluenza e la conferma della validità della nostra proposta. Crediamo in questo tipo di manifestazioni anche perché servono a valorizzare meglio quello che è il nostro territorio. Noi abbiamo sistemato parte del parco perché, come sapete, Comitini è un ampio parco minerario e abbiamo solo concentrato il tutto nella miniera del sale, che poi subito dopo, fra qualche ora, avremo modo di visitare. Anche il nostro comune è stato protagonista di questa iniziativa, l'abbiamo portata avanti, ci crediamo e il primo impatto è stato positivo e sicuramente vorremmo ripetere l'iniziativa nel tempo.